Fratelli d'Italia. Una serata dalle tinte forti come il verde dell'erba del comunale, il colore dorato della luna, il giallo e l'azzurro delle magliette indossate per solidarietà. La partita amichevole disputata a Chiavari tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore ha mosso soprattutto le emozioni. Quelle dei tifosi che hanno potuto ammirare vecchie glorie della Serie A, così come calciatori improvvisati, amministratori scesi in campo non per vincere ma per sostenere. Presente tra gli altri il commissario dell'emergenza Giovanni Toti, che pur non giocando ha indossato la maglietta bianca con il ponte genovese unito da un grande cuore, quella che scenderà sui campi di Serie A nel turno di campionato. È un modo per ricordare le vittime, è un modo per stare vicino alla nostra città e alla nostra regione, un po' come stasera qua siamo vicini a tanta gente. Commovente l'ingresso allo stadio dei ragazzi dell'Anfas a Tigulio Est, che hanno voluto porgere il loro saluto a tutte le squadre formate ad hoc per sostenere l'ultimazione dei lavori della loro sede. C'è stata una grande emozione quando i ragazzi sono entrati, perché è difficile che loro siano protagonisti di qualcosa di pubblico, per cui sono entrata con loro, con il cuore loro, con il cuore delle famiglie, è stato bello. Toccante la testimonianza di Michele, che ha incitato e ringraziato i presenti e al tempo stesso espresso con grande dignità e compostezza tutto il dolore di una famiglia che tra le macerie del Ponte Morandi a Genova ha visto spezzarsi la vita del fratello Luigi. È arrivata tanta forza, siamo felicissimi del numero che si è raggiunto. Davvero un grazie enorme agli organizzatori, in primis e in secundis alle persone che sono arrivate. E infine la partita, finita 9-4 per la nazionale della solidarietà, ma il calcio, quello giocato per una sera, è rimasto in second'ordine. La gara, quella vera, prosegue ora attraverso 2 codici IBAN e la vicinanza che non si spegne a fine gara.